Speriamo non succeda niente, noi ci stiamo preparando, lo dico a tutti, magari state a casa, non è il caso veniate a Venezia. A Venezia non sopportiamo la violenza. L'invito "State a casa" è una città che intanto si prepara alla manifestazione non autorizzata che il tam tam dei social ha fissato per sabato 25 in campo Santa Margherita. Questa mattina gli agenti della polizia locale hanno notificato agli ultimi titolari di bar e attività del campo, sono 30 in tutto, l'ordinanza firmata ieri dal primo cittadino che era stato avvisato dalla prefettura del possibile pericolo. A fiancheggiare gli anarchici in rivolta per chiedere la scarcerazione dello spagnolo Sorroche, condannato per l'attentato intimidatorio alla sede della Lega e rinvigoriti dalla causa Cospito, potrebbero arrivare anche i temuti black bloc. Il sindaco non ha nascosto oggi la sua preoccupazione dicendosi costretto a chiedere per questo un sacrificio alle attività del campo. Speriamo che non vengano a Venezia per distruggere come purtroppo spesso è successo. Noi ci opponiamo a questo, Venezia è un patrimonio dell'umanità, non è consentito distruggere cose che non sono irripetibili. Ennesima difficile prova che i nostri esercenti insieme a tutti i cittadini dovranno affrontare. Si respira sgomento e paura tra i colleghi. Così Tommaso Sichero, vicepresidente vicario della EPE di Venezia. C'è incredulità, dice, nel vedere come manifestazioni non autorizzate come questa possano condizionare una città fragile come Venezia e la sua economia. Penalizzati anche i banchi del mercato comunale. La prefettura ha già predisposto un piano per l'ordine e la sicurezza, prevista anche la deviazione del traffico acqueo verso percorsi alternativi. Diverse però sono le incognite a partire dall'orario.